Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Borgo Virgilio, luogo natale del sommo poeta Virgilio. Siamo in provincia di Mantova, il comune è nato nel 2014 dalla fusione di Borgoforte e Virgilio. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Borgo Virgilio si trova a 22 metri sul livello del mare e conta poco meno di 15.000 abitanti. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Francesco Aporti. Benvenuti a Borgo Virgilio. Il nostro comune è un comune che nasce nel 2014, quindi un comune giovane, è un comune che ha radici antiche perché è il comune che ha dato i natali a Publio Virgilio Marone. È un comune che nasce dalla fusione dei comuni di Virgilio e Borgoforte e che ha un territorio che va dalla foce dell'Oglio fino quasi alla foce del Mincio, un territorio di 70 km quadrati con una realtà agricola importante ma anche una realtà cittadina significativa. Da noi si mangia bene e si possono visitare anche bei posti. Ci sono dei musei in allestimento, soprattutto con riferimento alla storia militare dei luoghi e in prospettiva anche un museo virgiliano. Perché la storia militare dei luoghi? Perché soprattutto l'abitato di Borgoforte rappresentava un caposaldo del cosiddetto serraglio mantovano, che è un serraglio difensivo per tutto il territorio a sud di Mantova, che si è tramandato poi nei secoli fino a diventare un forte austriaco e poi un forte italiano. Abbiamo anche un'altra fortificazione, forse la più estesa d'Europa, la fortificazione di Pietole, che nasce come fortificazione napoleonica, diventa poi austriaca con la piazzaforte di Mantova e il quadrilatero difensivo di Mantova, Verona, Peschiera e Legnago, e poi italiana. Un territorio agricolo, ci sono tante aziende agricole a zootecnia intensiva, c'è anche una realtà industriale, ma soprattutto un territorio da visitare anche attraverso le piste ciclabili e anche attraverso le vie d'acqua. Infatti siamo affacciati sul Mincio, abbiamo un porticciolo turistico bello, con l'attracco per le motonavi più importanti e una storia antica ma anche moderna. Riusciamo a coniugare la tradizione con la modernità. Il comune è attraversato dal fiume Po e dal fiume Mincio e ha un importante sistema di bonifica fondiaria gestito dal Consorzio di Bonifica con impianti di idrovoro che hanno una storia significativa, sono stati costruiti prevalentemente durante il Ventennio, in pochissimi anni e sono ancora in funzione, riescono a bonificare tutta la zona, in particolare l'impianto della Travata che si trova al confine col comune di Bagnolo San Vito nella zona della Virgiliana.
Virgiliana vi è anche una corte gonzaghesca importante, sede di un museo privato e di un agriturismo. Tutto il territorio comunale offre diversi agriturismi piuttosto che alberghi o ristoranti dove, come dicevo prima, si mangia molto bene e si può alloggiare in maniera confortevole. Per cui invito tutti, qualora lo ritengano, a visitare questo territorio a sud di Mantova, che potrebbe essere un'alternativa significativa anche a Mantova stessa. Con il moderatore Monsignor Claudio Giacobbi andiamo a conoscere l'unità pastorale di Borgo Virgilio. Siamo a Romanore, una delle parrocchie dell'unità pastorale che è stata strutturata nel comune di Borgo Virgilio. Le parrocchie che fanno riferimento a questa unità pastorale sono diverse, la più consistente è quella di Cerese e poi ci sono le comunità di Cappelletta, di Pietole, Romanore appunto, di Borgoforte, di San Cataldo, di Bocca di Ganda. Altre parrocchie che sono in comune non appartengono a questa unità pastorale. Siamo in 3 parroci a servizio di questa unità pastorale con alcuni collaboratori. Un giovane sacerdote che è Don Andrea che ha 30 anni, abbiamo poi 2 sacerdoti più anziani che sono collaboratori, uno dei parroci è 90enne. L'attività pastorale che svolgiamo è l'attività pastorale tradizionale di tutte le parrocchie che trova all'interno della catechesi, della celebrazione liturgica, della carità, quelli che sono i suoi perni. Per quanto riguarda la frequenza domenicale siamo intorno al 10%. Abbiamo occasioni importanti dal punto di vista dell'aggregazione che sono i GREST, le esperienze estive. Durante l'esperienza del GREST quest'anno i ragazzi iscritti erano 450 tra ragazzi animatori, che è una presenza significativa. Per quel che riguarda le comunità singole, ognuna ha una sua storia, ognuna ha le proprie devozioni. Quella di Cerese è quella che nel corso degli anni ha cercato di mantenere il riferimento alla devozione mariana, è legata al fatto che il titolo della parrocchia è Natività della Beata Vergine Maria, un suo momento particolare, per cui l'8 di settembre, che è l'attività di Maria, c'è una festa, una celebrazione che per il momento ha soprattutto carattere religioso, che speriamo però possa avere anche degli sviluppi dal punto di vista sociale. Le altre comunità hanno delle devozioni che sono legate al proprio passato, ad esempio Cappelletta, pur essendo dedicata come parrocchia al Sacratissimo Cuore di Gesù, essendo una parrocchia di recente costituzione, circa 50 anni, però ha una devozione più antica legata a Sant'Anna. Qui siamo nella chiesa di Romanore e qua la devozione è legata a Santa Liberata, mentre a Borgoforte è legata a San Giovanni Battista.
Abbiamo bisogno di andare avanti in questa collaborazione tra parrocchie, abbiamo bisogno anche perché i ragazzi altrimenti corrono il rischio di fare, soprattutto nelle parrocchie più piccole, delle esperienze un pochino asfittiche legate al fatto che i gruppi sono poco numerosi. Se invece cominciamo ad aiutare e a camminare nella stessa direzione, credo che questo non possa che essere di giovamento a tutti quanti. In una delle storiche trattorie del territorio andiamo a degustare alcuni piatti tipici del luogo. La parola al giovane Giacomo Spazzini. Siamo una piccola trattoria in provincia di Mantova, nel comune di Borgo Virgilio, dove ci piace continuare a portare avanti il patrimonio culinario dei nostri bisnonni. Tutta la pasta viene fatta a mano, tutte le preparazioni vengono curate con la massima attenzione. Nella nostra trattoria i piatti principi sono questi qua che presentiamo ora, partendo dagli antipasti, il nostro salame mantovano, fatto con un'antica ricetta con aglio, accompagnato con la polenta brustolita, il grasso pestato. Passando ai primi, i nostri tortelli di zucca. Di generazione in generazione abbiamo affinato una ricetta particolare e li caratterizza da tutti gli altri. Gli agnoli, da preferire o in brodo o asciutti, molto apprezzati con il lambrusco. Il piatto che caratterizza al 100% la nostra trattoria sono i gnocchi alla mugnaia. Gnocchi di farina che derivano dal nostro trisavolo che, avendo un mulino riva al Po, disponendo di pochissime materie prime, si è inventato questa ricetta che poi negli anni si è arricchita della salsiccia e del pomodoro, ma la caratteristica principale sono i fagioli, quindi piatto povero però sostanzioso che riusciva a sopperire ai bisogni alimentari del tempo. Il cotechino mantovano con le lenticchie, ma qua preferito più col purè. Insieme al cotechino nei bolliti abbiamo anche il manzo e il cappone che viene accompagnato dalla mostarda mantovana di mele campanine. Passando ai dolci abbiamo il myrtle, sia farcito che liscio. Il myrtle è una preparazione di torta semplice che viene utilizzata per la colazione oppure per l'accompagnamento al dolce. Abbiamo la sbrigiolona, o meglio la torta dura, per i più anziani farcita con la marmellata, altrimenti classica così. Periodo di carnevale le lattughe, o meglio frappe, qua a Mantova sono lattughe, e i tortellini farciti con la marmellata e gli amaretti. In accompagnamento ai piatti qui davanti, l'abbinamento perfetto è il lambrusco mantovano, dalle caratteristiche diverse in base al palato del cliente. Possiamo trovare lambruschi più secchi, più morbidi, meno frizzanti o più frizzanti, ma comunque più adatti alla cucina mantovana. Vi aspettiamo a Borgo Virgilio per scoprire il territorio e per gustare la nostra cucina. Vi aspettiamo a Borgo Virgilio. Con il consigliere delegato alla cultura Matteo Masiello andiamo a scoprire il polo museale di Borgo Virgilio. Ci troviamo all'interno del Museo Virgiliano di Pietole
dove è contenuta la collezione del pittore locale Ugo Celada da Virgilio. La collezione è composta di una serie di quadri che la famiglia del pittore ha donato alla comunità, suddivisa in 4 sezioni. Una sezione destinata alle nature morte e ai drappi, una sezione dedicata ai ritratti, perché questo pittore è stato famoso negli anni 50 come ritrattista di famiglie importanti della borghesia milanese, una sezione che è quella in cui ci troviamo in questo momento dedicata ai paesaggi e alle ballerine, e una sezione dedicata ai nudi. Oltre alla collezione permanente di Ugo Celada, vengono realizzate anche delle mostre temporanee, nelle 2 sale al piano inferiore, dove accogliamo gli artisti locali e soprattutto giovani che tendono a essere conosciuti per la prima volta. Il Museo Virgiliano di Pietole contiene anche una piccola ma importante collezione di reperti dell'età del ferro che il vecchio proprietario del sito, il sindaco di allora dell'inizio del Novecento Prati, che ha donato l'immobile alla comunità, aveva ritrovato nei campi di questa zona, dove appunto era presente un villaggio etrusco. Il polo museale di Borgo Virgilio è inoltre costituito dal forte di Borgoforte, ottocentesco, faceva parte del Serraglio Mantovano. All'interno del forte di Borgoforte sono presenti 4 sezioni, una sezione di reperti della Prima Guerra Mondiale, la collezione Valterrama. Una sezione di reperti della Seconda Guerra Mondiale, la collezione Pasubio, e una rappresentazione, una ricostruzione di quello che poteva essere l'interno di un forte napoleonico. Nel forte di Borgoforte vengono realizzate periodicamente delle rappresentazioni dell'Associazione dei Napoleonici e occasionalmente vengono realizzate rievocazioni medievali. Sempre del polo museale, al momento ancora in fase di sviluppo e di realizzazione, farà parte a breve il parco letterario, che invece è collocato nel forte di Pietole, che è un forte napoleonico, e dove è in progetto la realizzazione del museo multimediale su Virgilio, che è il sommo poeta, a cui noi abbiamo l'onore di aver dato la nascita nell'antica Andes, ora Pietole, che fa parte del comune di Borgo Virgilio. Come abbiamo visto, Borgo Virgilio presenta notevole interesse anche dal punto di vista culturale, la vicinanza col sito di Mantova e anche collegamenti molto favorevoli dal punto di vista stradale portano a dover conoscere le nostre realtà museali e culturali. Un interesse che si collega sia dal punto di vista proprio della nostra offerta museale con l'offerta anche turistica, soprattutto siamo vicini a una ciclabile importante che va da Mantova fino a Ferrara, al Mincio, che dista pochissimi passi da qua, e al Po, che anche rappresenta un'attrazione importante dal punto di vista naturalistico, e quindi invito tutti coloro che si recassero nella zona a fare un salto a visitarci, perché ne rimarranno stupiti e contenti.
Adesso con il signor Alberto Cappelli andiamo a visitare una caratteristica fornace di Borgo Virgilio. Questa è una tipica fornace più antica del territorio che qui in zona non se ne trovano altre. È una produzione artigianale come si faceva un tempo e i prodotti che noi facciamo sono più che per i pavimenti, per restauro di palazzi, chiese, palazzi monumentali e tutto quanto, tutto quello che concerne all'edilizia di una volta. Noi che facciamo questa attività diciamo è dell'82. Le origini della struttura della fornace risale a fine 800, primi 900, ecco. Di lato abbiamo anche il forno antico che si usava una volta, era il tipico forno Hoffman, i primi forni nati a carbone. Il primo passaggio, diciamo, è l'estrazione dell'argilla e l'impasto dell'argilla. Dopodiché dall'impasto si passa alla produzione. Una volta prodotto il formato viene essiccato, dopodiché viene lavorato o lisciato a secondo la tipologia del prodotto che c'è da fare e dopo viene posizionato sui carrelli e lo cuociamo, ecco. Qui siamo nella struttura nuova che ci permette di lavorare sempre anche in inverno con brutta stagione e così. Adesso abbiamo il forno quasi pronto, diciamo, per poter iniziare una cottura a breve, ecco. Da quando si accende il forno, dalla fase del preriscaldo del materiale, tutto quanto, occorrono circa 2 giorni e mezzo. Noi ci passiamo qui tutta la giornata quasi, diciamo, ecco, dal mattino alla sera, qualche volta anche di notte se occorre, quando abbiamo il forno acceso per controllare così. Sul territorio non poteva mancare un parco letterario intitolato al sommo poeta Virgilio, la parola al referente del parco Stefano Mangoni. Il Parco Letterario Virgilio fa parte del circuito dei parchi letterari e ha come scopo la valorizzazione appunto della figura del sommo poeta che ha avuto appunto i natali qui nel comune di Borgo Virgilio. La valorizzazione consiste in una serie di eventi che noi facciamo durante l'anno e in particolar modo in un evento che sfocia nella giornata nazionale dei parchi letterari, dove noi facciamo alcune attività che riserviamo e dirette alle scuole e agli istituti del comune. Quest'anno è stata una manifestazione molto partecipata, molto seguita da parte delle scuole, nel quale abbiamo ripercorso un po' le tappe principali della vita di Virgilio e abbiamo anche portato proprio i ragazzi nei luoghi dove si dice fosse nato proprio Virgilio, quindi in quel paesaggio bucolico che la natura ci restituisce allora come oggi pressoché intatto e dove abbiamo potuto appunto attraverso l'interpretazione letteraria del poeta far capire ai ragazzi che è un comune questo ricco di letteratura e ricco di storia. Durante l'anno invece facciamo tutta un'altra serie di manifestazioni legate al territorio. Ricordiamo che comunque la zona del parco letterario insiste in un'importante area verde che è ai confini del Parco del Mincio, nella zona della Vallazza, e che è anche attraversata da una ciclabile
molto importante che si innesta addirittura dal lago di Garda e attraverso i nostri territori arriva fino alla foce del Po. Invitiamo ovviamente coloro che passano in questi territori a visitarlo perché è un parco molto suggestivo, è rimasto intatto addirittura ai tempi di Virgilio, ancora oggi lì ci sono importanti aziende agricole, ricordiamo che Virgilio faceva parte di una famiglia di agricoltori e che quindi si può riassaporare in un certo senso l'atmosfera appunto della vita vissuta soprattutto in giovane età del poeta Virgilio. Concludiamo la nostra passeggiata a Borgo Virgilio con l'invito nel dialetto locale di Massimo Zanca. Sono Massimo del gruppo storico 26esimo Reggimento di Fanteria Austro-Ungarica, l'età 1859, animiamo questo forte durante tutto l'anno. Noi vi aspettiamo qui al forte e soprattutto all'interno del territorio di Borgo Virgilio, Gni a vedere che vi aspettiamo. E Borgo Virgilio offre tante atmosfere nel corso dell'anno, anche nelle giornate di nebbia. Per rivedere le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Borgo Virgilio, luogo natale del sommo poeta Virgilio. Ciao!